Nel Vicentino le imprese artigiane che fanno parte del sistema casa sono circa 10.000 e occupano 20.000 addetti. E poi ci sono i professionisti che a vario titolo portano il loro importante contributo di competenze. A tutti gli attori che hanno un ruolo in questo vasto mondo è rivolta l'edizione 2019 di Edifica, grande contenitore di buone pratiche e aggiornamenti su soluzioni innovative di interesse per gli addetti ai lavori, ma anche per i cittadini. E di questi giorni la presentazione del programma. Dopo il positivo riscontro dello scorso anno, a cui si riferiscono queste immagini, Confartigianato Vicenza ripropone Edifica, l'evento dedicato all'innovazione nel settore delle costruzioni, in programma il 4 e 5 aprile alla Fondazione Bisazza in Viale Milano 56 a Montecchio Maggiore. Nell'ambito di 25 incontri a partecipazione gratuita, ma con registrazione obbligatoria nel sito aedifica-decamp.com, saranno presentate le migliori esperienze nel campo degli edifici ad alta efficienza energetica e si parlerà di pianificazione del territorio, di economia circolare e di tecnologie 4.0, volte a migliorare le condizioni di lavoro nei cantieri e la sicurezza di edifici e infrastrutture. La manifestazione vanta la direzione scientifica di Francesco Causone, professore associato del Politecnico di Milano, Dipartimento di Energia. E tutto ruoterà attorno al tema centrale della riqualificazione urbana, obiettivo perseguito anche attraverso recenti provvedimenti adottati dalla Regione Veneto sul consumo del suolo, alla definizione dei quali ha contribuito Confartigianato Veneto, come il suo presidente Agostino Bonomo ci ricorda, assieme ad altre iniziative di valenza sindacale svolte a favore del settore costruzioni. Leggi che vanno verso tre obiettivi importanti, che è quello ecologico, per cui il risparmio del suolo, e quello di un rilancio della categoria e un ridare valore all'esistente. Con la legge sul risparmio del suolo il patrimonio immobiliare della Regione Veneto acquista un nuovo valore. Poi con la possibilità anche della banca dei metri cubi si può ridare veramente valore anche a degli edifici che andranno abbattuti inevitabilmente. Poi con il regolamento tipo regionale si va verso una semplificazione, per cui una lotta alla burocrazia. Per esempio in provincia di Vicenza 118 comuni, 95 regolamenti edilizi diversi, questi spariranno e ci sarà un regolamento tipo, per cui con una semplificazione dal punto di vista burocratico. E la terza legge è il piano casa, che è alla quarta edizione e che va nel verso di dare lavoro anche alle nostre aziende, perché con il piano casa si è data la possibilità di risparmiare ancora una volta suolo, ma di rivedere anche le cubature all'interno degli edifici esistenti. Ecco, senza questi tre provvedimenti il comparto dell'edilizia avrebbe sofferto molto di più. Confartigianato Veneto è stata partecipe con studi, con dati portati al legislatore regionale che ci ha accolti in maniera direi quasi entusiastica e siamo riusciti assieme alla regione veramente a fare tre buone leggi che hanno appunto questi tre obiettivi. Focus verranno dedicati ai cosiddetti crediti edilizi, ovvero capacità edificatorie riconosciute a seguito della completa demolizione di manufatti incongrui e alla rinaturalizzazione del suolo, sul ruolo del verde nella riqualificazione urbana, sull'utilizzo dei droni in edilizia, sulla progettazione BIM, Building Information Modeling, di opere pubbliche e di edilizia civile, sugli edifici NZEB a energia quasi zero. Tutte opportunità di alto valore formativo per le nostre imprese, attive in un settore che oggi vive una stagione di grandi trasformazioni. È un settore in continua evoluzione, ci sono continui nuovi prodotti e continue tecnologie nuove che entrano in questo mondo delle costruzioni. Noi dobbiamo essere molto bravi come Confartigianato a far crescere le nostre maestranze, i nostri imprenditori, per affrontare questo mercato nuovo e in continua evoluzione. Gianluca Cavion, vicepresidente di Confartigianato Vicenza e anche rappresentante di categoria in Edilcassa Veneto, ente bilaterale paritetico che è tra i sostenitori della manifestazione.
ed il cassa ha un ruolo fondamentale per noi di Confartigianato, sotto due aspetti. Il primo aspetto riguarda i fondi che mettono a disposizione per la formazione sulla sicurezza, ma anche i fondi che vengono messi a disposizione per la crescita professionale delle nostre maestranze, sempre di più fondamentali per la qualità dei prodotti e anche per la qualità delle costruzioni che vengono fatte in questo territorio. Edifica è realizzata inoltre con la collaborazione di ITAS, Camera di Commercio di Vicenza e Intesa San Paolo, ha il patrocinio della Regione Veneto e la partnership del Politecnico di Milano, dell'Enea, di INAIL e del Ministero dell'Ambiente. Tra i relatori, 70 in tutto, oltre al professor Francesco Causone, ricordiamo Edoardo Narne, docente all'Università di Padova e da quest'anno tutor del progetto G124 sulla riqualificazione delle periferie dell'architetto Renzo Piano. Maurizio Milan, ingegnere specializzato in strutture, il cui nome è legato, per non andar lontano, al restauro della Basilica Palladiana e al padiglione zero dell'Expo di Milano. Maurizio Melis, divulgatore scientifico e voce di Radio 24. Della nutrita schiera di architetti fanno parte Irene Gallù, partner del famoso studio Foster, Paola Marella, specializzata in architettura di interni e nota conduttrice televisiva, Valentina Sumini, dell'MIT di Boston, Chiara Tonelli, esperta di energie sostenibili. Edifica, 4 e 5 aprile, alla Fondazione Bisazza in Viale Milano 56 a Montecchio Maggiore. Ricordiamo ancora che il programma dettagliato è disponibile nel sito aedifica-thecamp.com, dove gli interessati avranno modo di registrarsi per partecipare ai singoli eventi.